Ciao imbruttiti, oggi sono nel comune di Caltrano, sull'altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, e oggi vi mostro una delle eccellenze territoriali del Veneto. Si tratta del Giro delle Malghe, ovvero un anello all'interno della montagna di circa 14 km dove potrete trovare ben 6 malghe e un rifugio. Se volete vedere gli altri percorsi potete andare sul sito visitpedemontana.com. In questo percorso mi faccio aiutare da Nicolas, presidente dell'OGD Pedemontana Veneta e Colli, e della New Entity del Veneto Imbruttito, Joe, che farà gli assaggi con me. Andiamo a vedere. Luca Sandonà, il sindaco di Caltrano. Sindaco, mi hanno detto che a Caltrano è pieno di vacche, quelle buone, quelle buone. E tante anche, ma proprio tante. Il nostro Giro delle Malghe è unico in tutto il Veneto. Posso andare a fare il video al benestare del sindaco? Hai il benestare di vedere tutte le nostre belle macchine. Una vacca. Rifugio bar alpino. Prima tappa il Giro delle Malghe, dati con erbette, prodotti dei nostri orti. La partenza e anche il ritorno. Quando si finisce, birretta, aperitivi, qua si può far tutto. Siamo degli appassionati raccoglitori di erbe. Cerchiamo di mettere questi prodotti nei nostri piatti. Il pasticcio con il kraut, che è una parola cimbra, è lo spinacio selvatico di montagna. È chiamato anche farinele. È uno spinacio che sulle mani ti lascia proprio una polvere che sembra farina. C'è il panino dell'alpino che è cos'ha dentro? Il maiale cotto a bassa temperatura, sfilacciato, e un'insalatina di cappuccio per rinfrescare un po', sgrassare. Io adesso vado a vedere la prima malga, ci vediamo all'ultima malga, poi torno qua. Siamo a Malga Serona, 1267 metri. Dai. Ah, quindi lui già sa? Mi ascolta più di mia moglie, che andremo a prepararci per la mungitura della sera e mattina, 2 volte al giorno. Loro sono sempre libere qui in Malga, hanno 42 ettari a disposizione, tentiamo di dividerle o mandarle verso i pascoli durante il giorno in maniera tale che l'erba sia consumata gradualmente. Abbiamo malga e agriturismo ed Asiago Stravecchio, il re dei formaggi di montagna. Ho appena terminato la lavorazione e questo è formaggio fatto oggi. Mungitura della sera, in cui abbiamo tolto la panna più mungitura della mattina. Questo qua diventerà Asiago. Questa è la carta di identità del formaggio. Tracciabilità a 360 gradi. Questo è il cavò, tutto formaggio in salamoia. Il sale non viene aggiunto nel latte ma viene salato dopo. C'è l'asiago pressato che si comincia a consumare dai 30 giorni. C'è l'asiago d'allievo invece, che è questo qui, allievo perché deve essere allevato. Qua passiamo da un mezzano che siamo sui 3 mesi, passiamo dal vecchio che siamo ai 10 mesi e oltre i 10 mesi stravecchio. Ci sono caseifici che riescono a tenerlo addirittura per 6-7 anni. Questa bolletta della luce che paga prima del... no, è vero, ma siamo anche una delle poche malghe aperte la sera. Panorama spettacolare. Con quello che avanza nel formaggio, cioè il siero, andiamo a alimentare i maiali. Questo qui è l'asiago vecchio, qua siamo sui 14 mesi di stagionatura. Abbiamo l'opposto che è l'asiago pressato, qua siamo sui 30 giorni spaccati. Qui siamo a Malga for lavoro e c'è una delle possibilità da fare anche per finire. Eccoli. Qui in questa zona, il Monte Pau, nella notte tra il 12 e il 13 agosto del 1944, venne paracadutata la missione italo-alleata di questi caminetti che sono appositamente utilizzati per farvi il barbecue direttamente qui in montagna. E dopo dovete pulire però. E certamente dopo va pulito tutto. Sono anche molto comode, si sta proprio bene qua, sai? Si sta proprio bene, ragazzi. La malga Pau è una malga diciamo diversa dalle altre perché noi non abbiamo produzione di salumi di formaggi, ma abbiamo produzione di carne. Altri facciamo tutto il ciclo dalla nascita del vitello fino al momento della macellazione, un metodo di allevamento molto naturale. Abbiamo delle razze di vacche molto pregiate qui come la piemontese o l'angus. Claudia! Abbiamo dei tagli già confezionati sotto vuoto, le bistecche, alle costate, le fiorentine, le tagliate. Cos'è il cappello del prete? Il cappello del prete è un taglio della spalla, è uno dei tagli migliori del bovino. Questa venetta qua
È ottima perché durante la cottura si scioglie e rende la carne tenerissima. La nostra forza sono le frattaglie. Il fegato alle veneziane, le trippe e la coradea sono piatti che non si trovano più in giro. Non è per tirarmela, ma noi siamo proprio bravi a farle. Vado a piedi, li chiamo, gli dico è ora di tornare, loro se sono brave vengono dietro, se no gli corro dietro finché non tornano. È qualcosa che quando parli con chi fa questo tipo di vita non serve dirselo, lo capisci subito, è una passione come tutte le passioni. Siamo qua arrivati a Malga Carriola con Giorgio. Sono 4 anni che gestiamo questa malga insieme alla famiglia, facciamo il formaggio di malga stagionato, delle cacciotte e la tosella che noi serviamo ai nostri clienti. Qua la tosella è una cosa, ma non è buona, è stratosferica. Facciamo il gelato con il nostro latte, solamente fior di latte. Queste sono cacciotte, sono state fatte ieri, mentre queste sono state fatte una settimana fa. Qua c'è già il colore giallo che riprende anche l'erba. Con queste erbe, ci sono tantissimi fiori, danno al latte dei colori bellissimi. Fresco di malga, le cacciotte speziate, all'erba cipollina, all'origano. Questa è la tosella, questa si mangia con i funghi e la polenta, cotta praticamente nel burro, fa rosolare, dentro resta morbida e all'esterno fa una crosticina. Ecco la new entry di quest'anno, Facciamo così. E a novità, fior di latte, malga, Carriola. Qui fare il formaggio non è un lavoro, è un'arte.